Amém, Chiesa? Não é bello andare in Brasília, ma è bello ritornare. Eu sempre dico, in un viaggio ci sono due momenti bellissimi, nell'andata e o giorno che si parte e o giorno che si arriva. E è bello di vedere quello che Dio sta facendo in Brasília con le chiese. Brasília vive una grande crisi politica, una grande crisi sociale, una grande crisi economica, ma quello che mi ha colpito in questo periodo, quello che Dio sta facendo con le chiese, stanno crescendo in modo stupendo, meraviglioso, grazie a Dio, e non è solo in Brasília. Le chiese nel mondo hoje stanno crescendo, perché lo Spirito di Dio está lavorando, está transformando, e come ha detto prima, eu credo que stiamo vivendo gli ultimi tempi. Tu já ce l'hai Gesù nella tua vita? Se tu ce l'hai Gesù, puoi stare tranquillo. Gesù arriverà e ti porterà. Se tu non ce l'hai Gesù, non lo so. O meglio, lo so. Ok, oggi vogliamo condividere questo senso della nostra responsabilità di predicare questo nome di Cristo. Staremo lavorando nel ministério della riconciliazione. Che cosa è riconciliazione? Fare pace. Esisteva qualche conflitto e adesso si vive in? Qual era o conflitto che esisteva? E che esiste ancora. Tra noi e Dio. Ma viene Gesù e toglie questo conflitto, adesso siamo stati abbiamo pace con Dio, perché c'è Cristo. Wow! E questo ministero della riconciliazione è una delle cose bellissime nella nostra vita, perché adesso io ce l'ho pace con il mio Creatore e pace con Dio. E il mondo oggi che non c'è pace con Dio, noi dobbiamo condividere questo messaggio in modo che il mondo possa avere pace con Dio. Leggiamo il testo di 2 Corinzi 5, 11 a 21. 2 Corinzi 5, 11 a 21. Difficoltà là con la proiezione oggi? Ok, se hai trovato la tua Bibbia? 2 Corinzi è subito dopo 1 Corinzi, ok? Vai in 1 Corinzi, il prossimo libro è 2 Corinzi. Penso che aiuta. Avete trovato? Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere. Cerchiamo di convincere gli uomini. E Dio ci conosce a fondo. E spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuori di senno è per Dio, e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Dio ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che un solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Infatti l'amore di Cristo ci costringe. E che Egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però lo conosciamo più così. Non lo conosciamo più così. Adesso il testo più conosciuto di questo brano. Se dunque uno è in Cristo, ele è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. E ci ha affidato il mistero della riconciliazione. Infatti, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque,
facciamo da ambasciatori per Cristo. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo. Siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, Egli lo ha fatto diventare peccato per... Wow! Colui che non ha conosciuto peccato, Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Meraviglioso questo testo, meraviglioso questo brano. Così la persona al tuo fianco è una persona giusta, riconciliata. Ossia, la persona al tuo fianco, se ce l'hai Cristo nella sua vita, è una persona giusta. Adesso tu arriva a casa questo pomeriggio, tu puoi arrivare davanti allo specchio e dire: quella persona è giustificata, perché Cristo ha preso tutti i peccati di quella persona. Fa questo esercício davanti allo specchio, è stupendo. Ossia, la grandezza di questo grande amore di Dio, la grandezza di questo Dio che Cristo Gesù si fa peccato per noi. Così il ministero della riconciliazione è trasformare un mondo in crisi, in conflitto, in un mondo di pace, di serenità tramite Gesù. Perciò tante volte noi cominciamo a pensare: che cosa facciamo ancora qua? Perché ci raduniamo na domenica, culto? Perché nella settimana andiamo a un piccolo gruppo di studio biblico? Perché preghiamo? Perché siamo ancora in questa terra? Tu já hai fatto questa domanda? Perché viviamo ancora in questo mondo? Perché se noi conosciamo Cristo, che cosa noi dobbiamo desiderare? Mi fare conoscere gli altri o possiamo desiderare e andiamo subito in cielo? Ossia, continuare in questo mondo com i conflitti, com i problemi, di avere delle difficoltà, di vedere che quelle persone, Dio mi porta subito in cielo. Perché che cosa sto facendo ancora qua? Perciò io devo sapere che noi abbiamo la salvezza, ma la salvezza è mia, ma io devo condividere. Perciò io devo sapere che io ce l'ho la pace con Dio, ma per questa pace che io ce l'ho con Dio, io devo condividere. Perciò io devo sapere che sono stato riconciliato con Dio e adesso ho l'armonia, la serenità con Dio, ma io devo condividere questo. Noi abbiamo la certezza della nostra vita in Cristo, ma io devo condividere questo. Perciò io credo in modo molto profondo: se io sono nella terra, noi abbiamo due ragioni per continuare in questo mondo. Solo due. La prima è questa che abbiamo parlato adesso: se io sono in questa terra, io devo condividere questo amore di Cristo alle persone. Se io sono in questa terra, io devo condividere questo Cristo alle persone. Io devo approfittare ogni opportunità di parlare dell'amore. Questa settimana io stavo facendo un studio biblico e è stata molto bella la testimonianza di una persona. Lui è un militare e c'era un collega di un posto superiore al suo che ogni parola è una blasfemia, ogni parola è una cosa contro Dio, una bestemmia. Ogni cosa era contro Dio. È arrivato questo momento che lui, con carico inferiore, ha detto: basta, non vorrei più sentire questo, basta di bestemmiare contro Dio. E questo l'altro ha detto: chi ha detto che io non devo più fare questo? Lui è preso, è scritto nella Bibbia, voglio vedere. Un litigio di due delle forze armate. Lui ha preso la Bibbia, ha aperto la Bibbia, è scritto qua. Quella persona ha detto: non sapevo. Da ora in poi la mia bocca non userà queste parole. E la loro testimonianza è questa: da ora in poi questa persona non ha più usato nessuna parola offensiva. Ossia, l'opportunità, io devo sapere che io ce l'ho, la potenza dello Spirito Santo, la grandezza di Dio con me e il coraggio di testimoniare di Cristo. Tante volte noi siamo intimiditi per una posizione di una persona, siamo intimiditi per una persona e noi non parliamo di questo grande amore di Cristo. Noi non possiamo essere intimiditi. Lo studio biblico di questa settimana, chi ha partecipato?
Stupendo, belíssimo, meraviglioso. O quanto é prezioso essere quello vento che non si sa da dove viene, non si sa da dove va, ma quello vento dello Spirito Santo che trasforma le persone. Come è stato prezioso condividere questo studio questa settimana e vedere la ricchezza che noi abbiamo dentro di noi per condividere il messaggio di Cristo. Perciò se noi siamo in questa terra è perché Dio sta dicendo, Caio, tu ce l'hai ancora una opportunità di condividere questo amore. Che gloria! Che opportunità! Já estamos em aprile. A quante persone tu hai condiviso Cristo questo anno? A quante persone tu hai parlato di questo amore di Cristo? Se tu sei in terra, è per questo. La seconda ragione che tu sei in questa terra è sviluppare la santificazione. Tu devi essere più vicino a Cristo in stile di vita. Tu devi essere più simile a Cristo. È la santificazione. Perciò se io sono in terra è per condividere Cristo e essere santo. Perciò se io sono qua è per essere santo e per proclamare Cristo. E se io non sto facendo entrambi, che cosa sto dicendo a Dio? Un funerale prossima settimana, ma che io sia dentro della bara. Perché se eu não estou condividendo Cristo, se eu não estou vivendo na vida come Dio desidera da me, che cosa sto facendo qua? Che cosa sto facendo qua? Niente. È meglio che dica a Dio, mi porti via subito. Entro dentro questa bara e vado subito. Perché la preziosità della mia vita è stare vicino a Cristo, a condividere la grandezza di Cristo. Perciò sono due cose importanti. In questo modo eu devo pensare che il mio sguardo verso le persone devono cambiare. Che tipo di sguardo tu hai verso le persone? In che modo tu vedi le persone che sono intorno a te? In che modo tu vedi ciascuno? Un'opportunità di evangelizzazione? Un'opportunità di salvezza? Un'opportunità di speranza? In che modo tu vedi le persone? Perin, ce l'hai il video? Già o no? 5 minuti? Ok, vorrei far vedere la Chiesa un video che non so se qualcuno ha visto in Brasile di una persona che ha conosciuto Cristo di una forma stupenda e questa settimana è venuto fuori nel principale programma di TV brasiliana, la conversione di una persona. Qual è il principale programma in Italia qua? Nella TV italiana, qual è il principale programma? Scusa la mia ignoranza in questo. Non so se o telegiornale dalle 8 del Rai 1, non lo so se questo è il principale programma. Ma il principale programma della TV brasiliana ha inserito 6 minuti reportaggi della conversione di una persona. Tu puoi immaginare quello che Dio sta facendo. Dopo vediamo questo video. Perciò io devo cominciare a pensare in che modo io vedo le persone che sono intorno a me. Perciò io devo cambiare il mio modo di guardare le persone. Perché tante volte il mio modo di guardare le persone è un modo che non è giusto di portare alla conoscenza di Gesù. Io devo vedere le persone con un modo come Cristo vedeva. Cristo non giudicava. Cristo amava. Cristo vedeva in ogni persona una speranza. Tu c'è qualche collega di lavoro, qualche collega di scuola, qualche vicino di casa che tu vedi non c'è più speranza? O che tu vedi e dici questa persona ho lasciato? Cambia il tuo modo di vedere quella persona. Cambia il tuo modo di vedere quella persona. E cominci a vedere quella persona come una nuova speranza per te. Una nuova speranza per lei. Una nuova speranza che tu possa vedere questa grandezza di Dio. Perciò questo brano che noi abbiamo letto è un modo che Cristo vede le persone e un modo che io devo vedere le persone per cercare di trasformare questa persona a una nuova creatura. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Perciò io devo cominciare a vedere le persone e inserire Cristo a questa nuova persona. Perciò vedere la sofferenza di ciascuno, eu devo pensare em dar esperança alle persone. Chi ha visto o meu profilo de Facebook da 2 settimane fa? Chi ha letto quello reportage che ho inserito sul suicidio degli adolescenti in Italia? Avete letto quello? Stupendo quello reportage.
é um psicólogo de Roma, que não é cristiano, preocupado com o número de suicídios de adolescenti in Italia. Più di 500 suicidi nell'anno di 2015. 500 suicidi di adolescenti in Italia. È tantissimo. E quello psicólogo preoccupato com quello, eu estava leggendo questa reportagem pensando, e noi che cosa stiamo facendo con i nostri adolescenti? E tu che cosa stai facendo com i tuoi figli? E si ricorda che quello psicólogo che cosa sta parlando? Chi sono colpevoli di questo suicidio di adolescenti? I genitori. I genitori. Tu hai letto? Vale a pena. Genitori che vogliono essere, e il titolo è questo, genitori che vogliono essere amici stanno portando al suicidio dei suoi figli. Tu vuoi essere amico dei tuoi figli? Tu sei genitore dei tuoi figli, tu non sei amico. Non sto io dicendo questo, è stato un psicologo che ha affermato questo. Genitori che non danno dei limiti ai figli, che non danno dei limiti ai figli, stanno portando i figli al suicidio. Perciò se tu sei un genitore, tu hai responsabilità, tu devi sapere dare dei limiti ai tuoi figli, tu devi sapere come gestire i tuoi figli come genitore, non come amico. Reportagem molto interessante e così noi come genitori dobbiamo imparare a come lavorare con i nostri figli, perché è una generazione che sta soffrendo. Treviso, nei 2 primi mesi di questo anno, 7 suicidi di adolescenti. 7 suicidi di adolescenti, Treviso, nei primi 2 mesi. Grazie a Dio, nella gloria di Dio, Dio ha chiamato una coppia fuori da Treviso, ha preso qua i nostri adolescenti, stanno preparando dei cortometraggi, dei video, in modo che noi possiamo inviare questa speranza di vita alle scuole italiane, che ancora esiste una speranza di vita. E la Chiesa deve essere presente. È quello che dobbiamo fare e stiamo facendo. Perciò, carissimo, leggete questo articolo, potete entrare nel mio Facebook, non è peccato, ok? E vedere di là, e leggete questo, e vedete come voi dovete lavorare con i vostri figli. Peri, niente? A posto? No? Ok, andiamo avanti qua. Perciò, ritornando a questo testo, vogliamo lavorare in 4 punti importanti. Che cosa inizia parlando questo testo? Versetto numero 1. Che noi siamo consapevoli della nostra responsabilità. Perciò il testo dice che noi siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. È la nostra responsabilità di cercare di convincere le persone alla conoscenza di questo amore di Cristo. E tu cominci a pensare, ma chi sono io di convincere gli altri? Ma il testo biblico che cosa afferma? La mia responsabilità è cercare di convincere le persone. La mia responsabilità è di parlare alle persone e dire, tu stai vivendo in un modo completamente sbagliato, ritorna ao Signore. Ritorna ao Signore. Eu não posso estar zitto davanti a tanta tristeza em questo mundo. Eu não posso estar zitto davanti a tanta sofferenza in questo mundo. Quando vediamo adesso bombardeio in Síria, quando vediamo i conflitti Stati Uniti, Rússia e Síria, quando vediamo i conflitti qua in Europa, noi non dobbiamo preoccuparsi non con questo, dobbiamo preoccuparsi il nostro fratello, il nostro amico a fianco, che cosa sta succedendo con lui. Tante volte noi andiamo na dimensione di un conflitto, di una guerra, e stiamo perdendo piccola battaglia dentro di casa, perché noi non stiamo cercando di convincere i nostri amici alla conoscenza di Dio. Noi stiamo davanti a un mondo di engano, di potere, di ricchezza e di fama. È engano. Noi stiamo vivendo le persone facendo di tutto per avere più soldi, facendo di tutto per avere più fama, facendo di tutto per vivere no glamour. Stanno perdendo veramente la semplicità del Vangelo di Cristo e noi dobbiamo cercare di convincere le persone a questa semplicità. Noi siamo consapevoli e conscienti di questo, che Dio vuole fare una scossa in ogni cuore. Quell'uomo dentro dell'esercito di là ha ricevuto una parola che è stata una scossa nel suo cuore. E noi siamo responsabili di inserire una parola che venga a cambiare il cuore delle persone.
Perciò la nostra responsabilità è questo. Perciò che l'Apostolo Paolo dice, consciente della nostra responsabilità, noi dobbiamo cercare di convincere le persone a questo. Tu stai facendo questo con i tuoi amici? Altrimenti non sei amico. Cerchiamo di convincere gli uomini. Perciò la responsabilità è nostra. Il nostro mondo qua è amarezza, è dolore, è sofferenza. Il nostro mondo è tristezza, è tradimento, è vendetta. E è questo mondo che non ha pace con Dio. E noi siamo dentro di questo mondo per cambiare questa realtà. Nós vivemos em um mundo cativo, mas nós abbiamo uma resposta. E se nós abbiamo uma resposta, que coisa nós estamos falando? Que coisa nós estamos fazendo? E o mundo si vanta dell'apparenza. Le persone oggi si vantano della superbia, dell'orgoglio. O mundo oggi si vanta di tutto questo. Stanno si perdendo. Eu ho convissuto questo periodo anche con le persone che hanno un'apparenza bellissima in soldi, una vita stupenda in soldi, ma quanto dolore e sofferenza di loro. E gridano per una risposta. E la risposta è nel Signore. Apostolo Perin, vediamo qua, vediamo questo video. È veloce, è só 20 secondi, eu penso, no? Grazie Perin. Non preoccupatevi che è in portoghese, ma la mia preoccupazione sono 2 foto, soltanto 2 foto. Avanti. Speriamo che venga. Uma grande história de superação. Essa era a Silvia, Ferma. há apenas 5 anos. Me joguei na droga Ferma. e aí foi. State vedendo questa persona? Si chiama Silvia. Questa persona pratica 60 anni della sua vita, dipendente della droga, carcere, furti, una persona per non più di 40 anni completamente dipendente della droga, vivendo una situazione, un caos sociale in Brasile, a São Paulo, ma c'era una ragazza che si è avvicinata a questa Silvia e ha fatto una sola cosa, ha dato un abbraccio. Una ragazza si è avvicinata a questa Silvia e lei ha detto, ma che cosa fa questa ragazza con gli occhi azzurri a venire qua e darmi un abbraccio? E di là comincia una speranza, una trasformazione. Questa Silvia ha più di 60 anni, completamente distrutta. Ai nostri occhi, se lei è seduta qua, io vado all'altro marciapiede, non voglio stare vicino. Ma c'è una ragazza che si avvicina a lei. Próximo. E aí foi a derrota total. E essa é a Silvia hoje. Basta. Questa Silvia. Avete visto la differenza? Sa che cosa questa Silvia, perché tanti anni nella droga, in carcere, sta facendo oggi? Seminario studiando teologia. Dopo 60 anni ha imparato a leggere e scrivere. Sta studiando. Se vedete il reportaggio completo, vedete lei seduta in una sala di aula a studiare. La trasformazione di una vita è stata riconciliata con Dio. Non è prezioso questo? Grazie Perin. Tu hai fatto tutto questo lavoro per soltanto 5 secondi. Grazie, prezioso. Adesso Letizia, vediamo adesso la sequenza qua, ci sono un po' di foto di testi biblici. Prezioso. Quello che noi possiamo fare con le persone intorno a noi. Se una persona è stata trasformata per Cristo, o quanto noi possiamo, tramite la potenza di Cristo, trasformare l'altra persona, o quanto è prezioso questo. Avete capito qual è il nostro impegno qua? Quella ragazza di 20 anni ha avuto un sguardo d'amore verso Silvia e ha trasformato il cuore di quella vita perché la presenza di Cristo ha fatto questo, ha riconciliato Silvia con Dio. E il nostro compito qua è parlare di questo amore, dare un abbraccio e dire, tu ce l'hai una speranza, tu puoi essere anche riconciliato con Dio. Eu não posso perder la mia vita qua con tanto tempo. E tante volte, come è il nostro sguardo, vediamo un po' come è il nostro sguardo verso le persone oggi. Quando eu vedo uma pessoa, eu penso oportunidade de solde, me aproveitar de quella persona per un guadagno, ou eu vedo quella persona uma oportunidade per servire.
In che modo io vedo le persone che sono intorno a me? Grande opportunità per un negozio. Eu vorrei servire. Eu vedo le persone in che modo? Eu amo le persone, perdono le persone, ou eu vedo le persone com um cuore di amarezza, di vendetta, di odio? In che modo eu vedo le persone intorno a me? Eu vedo le persone per giudicare e dire che non ha più speranza, è morto? Ou eu vedo le persone con compassione? Avete percepito perché per riconciliare una persona con Dio, chi deve cambiare sono io, sono i miei occhi e un modo di vedere le persone, un modo di vedere le opportunità che Dio mi ha dato. Perciò la responsabilità che eu ce l'ho è molto grande, io ce l'ho questa coscienza, io sono conscio di questa responsabilità. Non è una cosa che io non sono conscio, io lo so che eu devo fare. Io lo so che eu devo fare. E quando viviamo in un mondo triste, com amarezza, io lo so che eu devo arrivare di là di portare questo messaggio di Cristo. Perciò eu devo cercare di convincere a queste persone alla conoscenza di Cristo. Perciò viviamo in questo mondo di engano. Ma questo mondo di engano, eu posso portare la serenità di Cristo per trasformare. Eu non posso accettare questo engano che eu estou vivendo. Eu sono stato chiamato a trasformare questa realtà dove io vivo. Tu vivi ingiustizia dentro del tuo lavoro? Alleluia, fa bene. Tu vivi ingiustizia dentro della tua sala di aula? Alleluia, fa bene. Tu vivi ingiustizia dentro di casa? Alleluia, fa bene. Ma io sono di là per trasformare questa realtà in una nuova realtà. Perciò la responsabilità io ce l'ho. Io sono conscio di questo. Un giorno davanti a Dio, eu mai potrò dire, Dio, eu non sapevo. Eu não sapevo. Eu te ho dato quel momento com quella persona, ma Dio non sa. Caio, tu sapevi sim. Tu lo sai. E in quel momento che eu te ho messo ao fianco di quella persona, tu sapevi. Tu sapevi. Approfitti adesso questa opportunità e questa settimana condividere questo amore di Cristo per trasformare una persona. Noi viviamo qua in un mondo dove o problema com álcool è fortissimo. Se tu ce l'hai un amico che è dipendente dell'alcol, condividi Cristo. Se tu ce l'hai un amico che è dipendente della pornografia, condividi Cristo. Se tu ce l'hai un amico che è dipendente della droga, condividi Cristo. Se tu ce l'hai un amico che è dipendente di una vita di adulterio, condividi Cristo. Se tu ce l'hai un amico che non vuole niente con niente, condividi Cristo. E quella vita sarà trasformata. E quella vita sarà riconciliata con Dio. È la nostra responsabilità. Secondo ponto sta nel versetto un po' più avanti. L'amore di Cristo ti costringe. Versetto numero 14. L'amore di Cristo ti costringe vivere per colui che è morto e risuscitato per me. Che cosa significa ti costringe? Ti obbliga. Adesso eu sento questo. L'amore di Cristo mi costringe. Perché quando eu vedo quella persona, eu me ricordo dell'amore di Cristo per me. Eu me ricordo di quello che Cristo ha fatto per me. L'amore di Cristo mi costringe a fare questo. Eu me ricordo quello che ha fatto sulla croce. E c'è una frase che noi tante volte leggiamo: non sono i chiodi che hanno mantenuto Cristo sulla croce, è stato il suo amore per me. È l'amore di Cristo che mi costringe a parlare di Lui. Perciò l'amore di Cristo che mi costringe. E adesso l'altra domanda che vi faccio: qual è la tua motivazione di vita qua? Che cosa ti impulsiona a vivere qua? Qual è la tua gioia qua? Dove tu inserisci tutto il tempo della tua vita, o la maggioranza parte del tuo tempo della tua vita? È questo amore di Cristo che ti costringe? Quando tu cominci a vedere dove sono le tue spese, e tu cominci a vedere, eu estou investindo nella opera missionária, eu estou inserindo adesso X del mio soldi per vedere una persona transformata, per vedere una Silvia transformata. Eu estou investindo adesso X do meu soldi per vedere che o evangelho arrivi lá nella Turchia, che arrivi lá in Iraq e che quel gruppo di muçulmani si convertano a Cristo, perché io faccio parte di questa storia, perché l'amore di Cristo mi costringe.
Qual è la tua motivazione? Perché se la mia motivazione di vita non è l'amore di Cristo, c'è qualcosa che io ancora non ho capito della fede. Perché se eu não riesco a essere moço di questo grande amore di Cristo nella croce, c'è qualcosa che ancora è vuota nella mia vita. Cristo sulla croce è una grande motivazione per me. E non è solo Cristo sulla croce, è la sofferenza per me. Cristo è morto e sofferto per te, per me, per riconciliarti con Dio, per riconciliarmi con Dio, in modo che io possa avere pace con Dio. Cristo sulla croce ha cambiato completamente la mia storia. Non è una storia religiosa che è Cristo croce di là e io di qua. È la mia vita che è stata trasformata per questo Cristo. Perciò Cristo sulla croce deve essere la mia motivazione di vita. Questo amore di Cristo dimostrato sulla croce è la ragione di continuare a parlare agli altri. Perciò infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Che Cristo morì per me, così anch'io sono morto. E che Ele morì per tutti affinché quello che vivo non vivano più per se stesso, ma per Lui che è morto e risuscitato per Lui. Adesso io non vivo più per me, io vivo per Cristo. L'amore di Cristo ti costringe? Vá a predicare. Esce dalla tua zona di conforto. Dio non mi ha dato una poltrona per sedermi e stare sdraiato, seduto di là. Dio non mi ha dato. Dio mi ha dato delle gambe per uscire a proclamare il suo nome. Io cerco tante volte il conforto e la soddisfazione personale, ma sto perdendo di conoscere un amore che mi costringe a usare le mie gambe e non misurare il tempo per parlare di questo Cristo Gesù. L'amore di Cristo ti costringe, sì. Terzo punto, questo amore di Cristo che ti costringe ti porta a essere quale titolo che troviamo in questo brano. È interessante che Cristo ti dà un titolo qua. Versetto numero 20. Qual è il titolo che Dio ti dà? Ambasciatore. Che cosa tu sei adesso? Ambasciatore. Che cosa è un ambasciatore? Esiste un ambasciatore italiano qua in Italia? No. Itália não ha bisogno di un ambasciatore italiano. Esiste un ambasciatore italiano in Iraq? Sì. Che cosa fa un ambasciatore? Rappresenta. Rappresenta che cosa? O paese, ma non è solo il paese. Fa vedere a tutti i iracheni, fa vedere a tutte le altre nazioni la cultura italiana, gli stili di vita italiano. Perciò se esiste un'ambasciata italiana in l'altro punto del mondo, è perché quell'ambasciata deve rappresentare tutta la vita italiana in quella altra parte del mondo. È il cibo italiano, è la bevanda italiana, è il vestirsi italiano, o modo di essere italiano. Perciò la Bibbia dice che noi siamo di chi? Eu devo demonstrar a vida de Cristo, o estilo de vida de Cristo, o modo de pensar de Cristo, a cultura de Cristo. Eu posso adesso sostituire Cristo pelo reino dei cieli. Perciò io sono un rappresentante del regno dei cieli in questo mondo. Che titolo stupendo! Perciò quello che sto rappresentando nel mio lavoro, nella scuola, nella casa mia, nella chiesa, sto rappresentando chi? Chi che sto rappresentando? Cristo. È Cristo che sto rappresentando. Perciò la mia vita adesso è una dimostrazione della persona, della cultura, della vita, dello stile di vita di Cristo. Perciò riconciliare un mondo con Cristo è che la mia vita è una dimostrazione di come Cristo è. E quando le persone percepiranno che la mia cultura è così, desiderando venire a abitare in questo regno, il regno di Dio.
Perciò o quanto é belo fare vedere Cristo in mezzo a una cultura che è dura, che è triste, che è forte, ma quando eu entro com aquele caratteristiche di Cristo, con la gioia di Cristo, con l'amore di Cristo, con la compassione di Cristo, con la misericordia di Cristo, con la grazia di Cristo, quando eu entro com tudo questo in una cultura che soffre, che piange, che è triste, che è ammalata, le persone desiderano questo. Avete percepito o quanto è bello questo? O quanto è prezioso questo, o quanto è meraviglioso essere questo ambasciatore di Cristo, questa espressione stupenda. Perciò adesso io amo, io uso misericórdia, io uso compassione, io uso grazia, io uso la giustizia di Dio, io uso la pace di Dio, io uso la bontà di Dio, la generosità di Dio, io uso le caratteristiche di Dio in mezzo a una situazione che è molto difficile, perché io vorrei riconciliare quella situazione difficile con Dio. È questo il compito. E per finire qua, leggiamo il versetto numero 21. Che cosa è scritto qua? Colui che non ha conosciuto il peccato, Ele lo ha fatto diventare affinché noi diventassimo, come abbiamo parlato all'inizio del messaggio, la persona al tuo fianco, se c'è Cristo, è giustizia di Dio. Io, se io ce l'ho Cristo, io sono la giustizia di Dio. Puoi immaginare quello che tu sei adesso? Non importa quello che tu hai vissuto, non importa la vita di Silvia. 60 anni in una situazione triste, ma oggi lei è giustizia di Dio. Non importa quello che tu sei, ma se tu sei in Cristo, tu sei che cosa? Giustizia di Cristo. Tu sei giusto in Cristo oggi. È grande questo ministero. Perciò riconciliare il mondo con Dio è la nostra grande responsabilità. Romani 10:4. Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. E l'ultimo brano, Romani 4:25. Il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Che cosa tu vuoi più di Dio? Quale cosa che ogni tanto tu ti lamenti che ti manca? Quando io leggo tutto questo, non mi manca più niente. Quando io leggo tutto questo, non mi manca niente, non posso lamentarmi di niente, perché io sono la giustizia di Dio. Io ce l'ho la pace con Dio. Se eu mi lamento perché non c'è l'aria condizionata nella mia casa, l'estate sta arrivando e avremo 3 mesi di temperatura sopra 37, 38, 40 gradi, sto perdendo il valore della giustizia di Dio. Se eu mi lamento perché la mia macchina, il legume non riesco a essere cambiata perché manca soldi, sto perdendo che io sono la giustizia di Dio. Se eu me lamento perché non ce l'ho che voglio vestirmi, ma quando io apro l'armadio là e non sono tante cose, o forse c'è soltanto una pezza, io non capisco la giustizia di Dio. E se io arrivo a casa oggi e soltanto c'è la pasta asciutta, io mi lamento perché non c'è anche la carne, e non riesco a capire la giustizia di Dio. Io non posso lamentarmi di niente. Se c'è la pasta asciutta oggi, un bicchiere d'acqua, grazie a Dio. Lodo a Dio e gioio al mio Dio per quello che ha fatto. Perché io sono giustizia di Dio. Perciò sono stato riconciliato con Dio. Io ce l'ho pace. Io ce l'ho pace con Dio. Io ce l'ho pace. Non è bello questo? Come dice il pastore Elias Danz che sarà con noi questo weekend. Non è meraviglioso questo? È stupendo questo che Dio ha fatto per noi. È stupendo.
Perciò adesso il mio ministero qua è riconciliare il mondo con Dio, tramite Cristo Gesù, a proclamare. Amém, Chiesa? Pastore Sandro oggi a Cavalese e a Verona per questo. Per questo. E tu un giorno, per favore, pastore, posso andare a Verona? Sì. Posso andare a Belluno? Sì. E vá de lá. Vamos riconciliare il mondo con Dio, alleluia. Sì o no? Sì, ha bisogno. Pastore, posso andare ao Libano per vedere quella chiesa che stiamo aiutando? Sì, vieni. Andiamo a vedere come è stata questa riconciliazione con Dio. Wow! È questa la nostra gioia. È questa la nostra soddisfazione. È per questo che investiamo. Perciò quella parabola che abbiamo letto qualche mese fa, di usare i soldi ingiusto per guadagnare miti in cielo, è questo. E usare le risorse ingiuste che noi abbiamo per guadagnare amici in cielo. Per questo andiamo, riconciliamo il mondo con Dio. Preghiamo. La persona che tu ce l'hai a fianco oggi, domani, è la persona che tu devi giustificare tramite Cristo. La persona che tu vedrai questa settimana è la persona che deve essere riconciliata con Dio. Il mondo grida per questo. Il mondo usa una maschera che sta bene. Le persone usano una maschera che è tutto ok. Ma quando noi togliamo le maschere, percepiamo che loro vivono una grande crisi. Amarezza, tristezza, senza speranza, dolore. E noi conosciamo questo amore. Nosso Padre, la tua Chiesa possa continuare a condividere questo tuo grande amore. La tua Chiesa sia ricca in servire, pronta, Padre, a allargare le tende, senza risparmio. Sia pronta, Padre, approfittare una domenica o 2 domeniche al mese e andare nelle altre chiese per riconciliare il mondo con te. Usa, Padre, i nostri talenti, la nostra vita, perché tu ci hai chiamato a questo. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém?